Va ora in onda Potere al Popolo. Si torna in diretta da studio, Sammy Varin, Potere al Popolo, Radio Libertà. Si è appena aggiornato il sito di Repubblica con la notizia da Milano. Morto accoltellato a 22 anni dopo una rissa alla stazione Certosa, accerchiato da 10 ragazzi fuggiti in treno, la pista delle gang. Subito sotto il caso del Mastro, i PM vogliono le chat con Caroccia, così la bisteccheria riciclava i soldi dei senesi. E poi la Spagna, la Guardia Civile perquisisce la sede del PSOE per possibile finanziamento illecito. Queste le principali notizie delle ultime ore. Tra le 11 e mezzogiorno avremo modo di leggere i vostri messaggi WhatsApp arrivati al 340 6709 659. Se avete da commentare le notizie più importanti, datevi da fare, inviate un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 che poi vi leggo, ma ascolteremo anche Gemma Peri, giovane protagonista della politica leghista in Toscana, diventata da poco responsabile dei giovani in Toscana. Avremo un artista indipendente, il DJ Joe Manuzzi, collega di radio, ma subito ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. E grazie per essere con noi l'onorevole Andrea De Bertoldi, deputato della Lega e presidente dei Liberali Cristiano Democratici. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Piacere di trovarti sulle nostre frequenze. Ieri sei intervenuto in aula durante la commemorazione di Carlo Petrini. Cosa hai detto? Qual è la tua proposta per ricordare questo grandissimo che ha fatto un gran bene alla cultura in Italia? Andrea. Guarda, innanzitutto ho voluto testimoniare che Carlo Petrini, a differenza di quanto in modo più o meno elegante ha fatto la sinistra, che ha cercato di rivendicarne una posizione di parte, una posizione partigiana, io ho voluto sottolineare che al di là delle sue giuste idee e delle sue magari movimenti giovanili che lo hanno visto sicuramente presente negli anni della contestazione e della sua formazione universitaria, che peraltro fu proprio nella mia Trento, ma al di là di questo, la vita di Carlo Petrini è sì una vita di parte, ho detto in aula, ma non nell'ottica che noi normalmente diamo a questo termine, cioè di sinistra, di destra, di centro, di un partito piuttosto che dell'altro. Io ho detto chiaramente che Carlo Petrini è un italiano che sta dalla parte, è stato, ahimè perché è mancato nei giorni scorsi, è stato dalla parte del creato, dalla parte del bene comune, dalla parte del buonsenso, dalla parte della valorizzazione dei cibi, dell'agroalimentare, dei prodotti naturali, salutari. Quindi ha voluto imprimere una filosofia che è assolutamente trasversale alla politica. Questo è stato il primo aspetto che io ho voluto sottolineare appunto nel mio intervento di ieri. Quindi Carlo Petrini è un uomo dell'intera nazione, un uomo che ha dato tantissimo al nostro sistema agroalimentare ed era così giusto commemorarlo in aula senza dargli, come noi abbiamo voluto fare, una caratterizzazione di parte. Dopodiché ho anche ritenuto che si potesse fare qualcosa in più di una commemorazione, come hanno fatto tutti gli altri partiti, e che la Lega potesse quindi, il gruppo parlamentare della Lega, farsi interprete di una volontà di ricordare non solamente ieri in un'aula parlamentare, ma in prospettiva, con un ricordo che diventi un po' imperituro la figura di questo grande italiano, di Carlo Petrini, di colui che, ricordo, è stato l'ideatore dello slow food, no? Quel cibo lento, quel cibo gustato, quel cibo analizzato, pensato, che si è contrapposto al fast food, al cibo mangia e vai, mangia di corsa e magari non sai neanche cosa stai mangiando. Ecco, al grande inventore dello slow food, a questo grande gastronomo che io ricordo amava frequentare le cucine più schiette, quelle delle nostre nonne, mi viene da dire, dove il cibo parla la lingua della consuetudine campagnola, delle nostre valli, delle nostre terre. Ecco, questa persona va ricordata in modo un po' diverso. E allora ho detto,
lanciamo la proposta di un bollino Petrini che potrebbe andare a qualificare i menù dei ristoranti, di quegli alberghi, di quei ristoranti, che inseriranno nei propri menù un menù con la filosofia di Carlo Petrini dello slow food, quindi un menù che valorizzi i prodotti a chilometro zero, i prodotti sani, biologici, le ricette delle nostre nonne, delle nostre tradizioni, i prodotti a chilometro zero, come dicevo, tipici. Penso a quanto ha fatto Carlo Petrini, ad esempio, nel mio Trentino, per valorizzare formaggi come il casolet, ad esempio, come il piccione di Moena, cioè prodotti che sarebbero andati persi se non ci fosse stata un'attenzione di questo mondo dello slow food verso appunto queste tipicità territoriali. E allora lo potremo meglio ricordare appunto introducendo in una proposta di legge, la prepareremo noi come gruppo parlamentare della Lega, da condividere anche con le altre forze politiche, con gli altri partiti, gli altri gruppi parlamentari, per appunto introdurre questo bollino Petrini, affinché la trattoria, il ristorante, il Grand Hotel, che nei propri menù inserisce questa specificità italiana, tradizionale, di valorizzazione dei nostri prodotti, abbia il bollino Petrini come elemento distintivo. Ecco la proposta che ieri abbiamo fatto qui in Parlamento e che nei prossimi giorni cercheremo di trasformare in norma di legge e di coinvolgere ovviamente anche le altre forze politiche che potrebbero seguire la Lega su questo e su questa proposta. Direi che è una bellissima proposta, soprattutto trasversale. Ai nostri ascoltatori piace perché ci stanno proprio scrivendo che l'idea è ottima e anzi fa già venire voglia di entrare in qualche ristorante o vecchia trattoria che esponga questo bollino. Grazie davvero. Andrea De Bertoldi, buon lavoro e ci risentiamo. Grazie a voi e buon lavoro e un saluto e un abbraccio a tutti coloro che sono in ascolto. Qui Parlamento. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Beh, è chiaro, ogni giorno nella trasmissione di Semivarin abbiamo anche gli appuntamenti da non scordare targati Lega, poi oggi è mercoledì, ci sono anche gli appuntamenti mangerecci, ma quello di oggi è soprattutto un appuntamento con le elezioni amministrative, un appuntamento che parla di territorio, che parla dell'amore della Lega per il territorio. E a questo proposito abbiamo con noi la giovanissima Gemma Peri, ciao! Ciao Sammy, buongiorno. Buongiorno, io dico giovanissima, ma quanti anni ha Gemma Peri? 21. E allora, giovanissimo ancora, 21 anni, cominciamo a avere veramente la testa sulle spalle, tanto che Gemma Peri, segretaria di sezione, eletta per acclamazione alla segreteria della Lega Valdarno Aretino, da poco coordinatrice regionale della Lega Giovani Toscana. E qui non possiamo che farti i complimenti, ma fare complimento in generale a tutti i giovani che si avvicinano alla Lega e che sentono il profumo del territorio pensando alla Lega. E io ti voglio subito chiedere, ma che cos'è la Lega Giovani? Cosa vuol dire essere della Lega Giovani? In cosa consiste partecipare alla Lega Giovani? Gemma Peri. Ma allora, Sammy, guarda, per me prima di tutto la Lega Giovani è un luogo umano, un posto dove ci possiamo ascoltare, possiamo condividere le nostre idee e
soprattutto essere parte di qualcosa, no? Perché se ci pensiamo bene, oggi viviamo in un mondo in cui siamo tutti connessi, sempre online, sempre reperibili, ma paradossalmente siamo sempre più soli, no? Più distanti, e quindi è come se ci scriviamo continuamente ma ci incontriamo sempre meno davvero. Quindi, come dire, la Lega Giovane è un momento di aggregazione, un momento in cui veramente possiamo stare insieme e poter scambiare idee e passione. E quindi, ritornando a quello che dicevo, siamo sempre più interconnessi ma sempre più distanti, e quindi è come se ci stiamo dimenticando le cose più semplici e più importanti, come un dire come stai, dirsi un ti voglio bene, darsi un abbraccio, e allora forse riuscire a ricreare l'aggregazione come cerchiamo di fare noi è un momento speciale, un momento d'oro. E guarda che queste sono cose importanti, che dovrebbero esistere al di là di Lega e non Lega, ma che vediamo purtroppo nei nostri giovani sempre più difficile incontrarsi, abbracciarsi, parlarsi, guardarsi negli occhi. La Lega Giovani è anche una buona scusa proprio per divertirsi, per fare compagnia, per ritrovarsi a Pontida, ma anche per andare a mangiare o bere qualcosa, per andare a ballare, cioè quelle cose belle, sane, che ormai molti sembra abbiano abbandonato, anche perché poi chiaramente c'è paura che esci fuori e ci sono le baby gang che ne combinano di tutti i colori, anche in Toscana, certamente. Ma a proposito di Toscana, non possiamo non chiederti come sta andando la Lega in Toscana in questo periodo. Ci sono state appena da pochissimo le elezioni amministrative in molti paesi, in molte città italiane. Cosa si muove di buono? Ho letto che proprio nella tua Arezzo si sta formando un interessante laboratorio politico per la Lega e per il centrodestra. Gemma. Assolutamente, assolutamente. È un momento in cui appunto Arezzo siamo al ballottaggio, dovremo un attimino capire la parte civica cosa farà, chi appoggerà, però la Lega c'è, è sul territorio, abbiamo fatto molta presenza. La lista è di tutto rispetto, abbiamo molti giovani candidati, devo dire che sono orgogliosa di tutto il movimento giovanile toscano perché abbiamo dato degli ottimi risultati personali. Mi viene in mente a Lucignano che avevamo il più giovane candidato sindaco che ha diciamo ridotto la forbice dopo 70 anni contro il centro-sinistra, quindi siamo molto felici. Poi ottimi risultati a livello sempre personale su Cascina per i ragazzi del movimento giovanile, e anche a Prato, dove era una delle liste più giovani che abbiamo avuto. Quindi ecco, sicuramente c'è da fare. A livello percentuale possiamo migliorare, perché possiamo migliorare assolutamente, però bene, dai. E allora arrivano anche i complimenti, un grande abbraccio alla bravissima Gemma da una vecchietta che si sente giovane come lei. E guarda che è bella questa cosa, perché voi giovani siete un esempio anche per noi grandicelli, più o meno grandicelli, perché sai, molti stanno sul culo, sul divano, col culo sul divano esattamente per ore e ore, giorni e giorni, non si esce più di casa, si ha paura, eccetera. Vedere dei giovani che danno l'esempio e ci fa venire voglia anche a noi di alzarci, di partecipare a qualche evento targato Lega, e sul territorio ce ne sono tantissimi, ma soprattutto di andare ad ascoltare e a parlare con gli esponenti della Lega sul territorio. E mentre stiamo parlando, stiamo trasmettendo un po' di immagini che ti vedono protagonista con tanti leader della Lega, e capiamo appunto che c'è anche un vero e proprio affetto per la buona politica della Lega. A proposito di leader, a chi ti senti maggiormente vicino? Qual è il personaggio che hai incontrato finora della Lega che ti è interessato
maggiormente dal punto di vista politico, non c'è che l'imbarazzo della scelta, devo dire. Chi ti è rimasto più impresso? Chi secondo te ha tanto da insegnare? Proprio quest'oggi ci sarà un evento a Roma targato Lega con i più grandi big del nostro partito e non soltanto, per parlare di economia, per mettere le basi per un futuro di crescita e stabilità. Vi faccio vedere il volantino, voi ascoltatori che magari vi siete persi l'intervista con Bagnai delle 8:45, un patto per la crescita e la stabilità, le proposte della Lega. Nel primissimo pomeriggio a partire dalle ore 13 ci sono tutti quelli della Lega praticamente, da Molinari a Salvini, Bagnai, Centemero, Claudio Borghi Aquilini, Alessandro Morelli, Mara Bizzotto, Massimo Garavaglia, Gusmeroli e poi Edo Rixi. Chiude Giancarlo Giorgetti. Questo evento, se non riusciremo a trasmetterlo in diretta, lo dico per chi ci sta ascoltando e lo vuole giustamente sentire, lo trasmetteremo nei prossimi giorni, soprattutto nel weekend lungo che ci porterà poi alla festa del 2 giugno. Avrete modo di sentire tutti gli interventi dei nostri rappresentanti, perché sicuramente metteranno delle basi per i prossimi discorsi politici. Chiudo la parentesi. Gemma Peri, qual è il rappresentante della Lega, i rappresentanti della Lega che hanno fatto più colpo dal punto di vista politico su di te e anche sui giovani? Perché sai, bisogna riuscire anche a comunicare con i giovani, molto spesso il linguaggio è differente, bisogna sfiorare delle corde differenti per colpire e appassionare i giovani. Gemma. Ma allora guarda Sammy, io risalgo al 2018, a fine 2018 diciamo, quando ho conosciuto Armando Siri. E per me Armando Siri è un maestro politico di vita e io ti direi lui, perché veramente Armando mi ha insegnato tanto, mi ha dato tanto ed è io veramente lo considero il mio punto di riferimento, la mia spalla per tutto, oltre alla politica anche proprio a livello personale. È colui che mi ha fatto sentire quella fiamma che ognuno di noi ha, no? Che ti fa capire che la politica la si deve fare con entusiasmo, con l'enteos, con quel Dio che tutti abbiamo dentro, che ci accende quella fiammellina. E quindi Armando per me è veramente una persona molto importante. Poi ovviamente in Lega abbiamo grandissimi esponenti. Sul territorio ho un rapporto speciale con Tiziana Nisini, con l'onorevole Nisini, anche lei il mio punto di riferimento e davvero. Però ecco, come dire, sono tutti molto capaci e c'è da imparare da tutti. E come ragazzi, io ne ho nominati soltanto alcuni, ma veramente poi dal punto di vista territoriale ci sono personaggi che amano, frequentano il territorio, lo conoscono a menadito e sanno quali sono le problematiche, in questo caso della tua Toscana. Visto che abbiamo ancora una manciata di minuti, parliamo proprio delle problematiche della tua Toscana. Quali sono le richieste che i cittadini toscani mettono in classifica? Quali sono le problematiche che ci sono in Toscana? Io facendo rassegna stampa solo quando passo dai giornali di Firenze sento una spaccata ogni notte, praticamente paura a girare, a circolare. Cosa dicono i cittadini? Ma guarda Sammy, qua in Toscana i cittadini richiedono molta più sicurezza, specie se si guarda le ultime rassegne di Firenze, come stavi dicendo, sta diventando veramente pazzesca la situazione. Ogni sera, ogni notte ne succede una e anche gravi, diciamo, problemi a livello proprio di sicurezza giovanile. Ci sono maranza, baby gang a tutto spiano. Io quando torno anche diciamo da Roma o da Milano col treno, la sera c'è da avere paura e questo è un problema perché veramente sta diventando una città insicura. Sono nati molti comitati anche appunto per la richiesta di sicurezza, ma
come a Firenze questo si espande poi in tutta la regione, però sicuramente il tema della sicurezza è molto sentito, molto sentito. Anche perché spesso e volentieri queste persone si mettono in comitati, protestano, Firenze invivibile, tutto quanto, però quando c'è il momento del voto fanno fatica, hanno quasi paura a votare qualche cosa che non sia ancora la stessa sinistra alla quale non frega assolutamente nulla del fattore sicurezza. Probabilmente ci sono altre problematiche per la sinistra e chiaramente uno continua perché bisogna votare ancora a sinistra, senza capire che facendo squadra c'è della buona politica anche da altre parti. L'importante è rispettare i cittadini e rispettare il territorio. Gemma, cosa si muove all'orizzonte? Quale desiderio politico avrebbe la Gemma Peri, responsabile giovani della Lega in Toscana? Ma guarda Sammy, io sono onorata di essere la coordinatrice regionale del movimento giovanile e ora penserò solamente a questo, perché i ragazzi hanno bisogno che ci sia qualcuno sul territorio, e proprio ieri abbiamo fatto un direttivo regionale e le idee sono tante, i coordinamenti provinciali ci sono, quindi sono certa che a livello giovanile faremo un ottimo lavoro. Poi quello che il futuro ci riserva, vediamo. È umile la Gemma. E allora cercatela ad esempio su Instagram, Gemma Peri. I giovani della Toscana sono rintracciabili sui social? Bisogna scrivere qualcosa in particolare? Assolutamente, siamo rintracciabili sia su Instagram, su Facebook, come Lega Giovani Toscana, quindi per qualunque problema oppure domanda, o anzi per far parte del movimento giovanile basta scriverci. Dai, datevi da fare, soprattutto a quest'ora ci sono le mamme, le nonne all'ascolto, e se avete un figlio o un nipotino in Toscana, intanto si fa squadra, ci si diverte, perché ripeto, la politica della Lega non è come quella del PD, dove si va a convegni per ore e ore ad ascoltare D'Alema o peggio ancora Prodi, eccetera. Per fortuna è una roba un po' più dinamica, bella, ritmata, si ascolta musica, ci si diverte, si fanno cose, ci si muove e soprattutto, ripeto, si è a contatto con le problematiche del territorio, quelle vere. A proposito di problematiche del territorio, Gemma Peri, io non posso che ritrovarti su queste frequenze quando e come vuoi. Sai che la nostra radio ha la fortuna di chiamarsi Radio Libertà, e quindi abbiamo la libertà di informare su ogni parte d'Italia, sui nostri territori, di ascoltare i territori e di ascoltare anche i giovani dei territori, in questo caso i giovani della Lega Toscana. Quindi quando vuoi, tu sai che lo spazio c'è per intervenire, puoi intervenire tu o intervenire colleghi, amici della Toscana, per raccontarci le problematiche di questa regione, ok? Grazie Sammy, grazie. Grazie a Gemma Peri dalla Toscana. E io sto per fermarmi, però prima faccio sentire, un messaggino da 50 secondi. Dai, un messaggino. Vediamo, magari mi insulta, non lo so io. Sentiamo. Buongiorno, Alessandro Firenze. Niente, voglio domandare perché la Lega ha perso voti. Io vi faccio solo un esempio. Io sono un ambulante. 160.000 aziende, 400.000 posti di lavoro solo diretti. Primo atto del governo attuale, grazie al sottosegretario Bitonci della Lega, ci fa rientrare la Bolkestein, la direttiva Bolkestein, che mette tutte le nostre concessioni a bando, rendendoci tutti una massa di di precari con un futuro anche da disoccupati. E voi vi domandate perché la gente non vi vota più. Io sono uno di quelli che non vi vota più, perché dai 93 che sono iscritto alla Lega, uno dei pochi in Toscana, e ho deciso di cambiare grazie a questo, chiamiamolo, tradimento. Buongiorno.
Grazie, ma il tradimento purtroppo l'hai fatto tu, nel senso che se c'è un partito, un movimento che ha difeso fino alla fine, e ancora oggi abbiamo una trasmissione degli ambulanti durante la settimana, ha difeso gli ambulanti, ha difeso le spiagge, i litorali, è stata la Lega, ragazzi. Queste sono le leggi dell'Europa che ancora una volta ha vinto, certamente, e questa è la verità. Che cosa potevi fare d'altro? Facevi cadere il governo e il governo successivo avrebbe dovuto approvare anche queste leggi europee. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dall'alto ci guarda il San Carlone, grande maestoso sul lago Maggiore, purezza e bellezza come l'anima tua, Arona ti canto e ti ricanto questa tua magia. Che attraversa come una vena l'antichissimo corso, la gente passeggia, bar e negozi fanno festa, in ogni angolo arte e cultura. Arona, Arona, ti canto questa mia canzone che ho scritto col cuore perché tu per me sei amore. Arona, roccaforte, cittadella mia, sei tu sempre più bella, la più bella che ci sia. Arona, 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 ti canto questa mia canzone che ho scritto col cuore perché tu per me sei amore. Arona, roccaforte, cittadella mia, sei tu sempre più bella, tu sei casa mia. Arona, 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 Arona. Arona,
Oh, sicuramente Gus Meroli è stato molto contento di questo pezzo, visto che è il sindaco della bellissima Arona, cantata, suonata dal DJ e produttore Joe Manuzzi. Ciao! Ale, buongiorno e grazie per l'invito. Oh, piacere di trovarti. Oh, siamo colleghi, io e Joe Manuzzi, perché anche lui lavora, oltre che naturalmente in discoteca, in radio. Dove, come, cosa combini in radio, Joe? Bravo, sai tutto di me allora, benissimo. Allora Dai. sì, io conduco un programma radiofonico a Omegna, Radio Spazio 3, un programma che si occupa di musica dance, chiaramente, ma ho coinvolto altri colleghi, infatti siamo in una dozzina, e io dedico un'ora a settimana a questa musica dance e do mezz'ora di spazio a ogni disc jockey, quindi a giro ogni settimana cambieranno i disc jockey, faranno mezz'ora a testa, mixeranno dal vivo la loro musica dance, quindi vari generi musicali dagli anni 70, 80, 90, house, techno house, insomma quello che loro preferiscono, insomma qual è la loro musica che usano, che propongono nei vari locali, nelle discoteche, comunque nelle piazze, no? Urca! Che bella ideona però, ragazzi. Sì. Allora, Radio Spazio 3, Omegna, Verbano, Omegna, Cusio, Ossola, non lontano chiaramente da Milano, dalla Lombardia, ma comunque appena nel Piemonte. Senti, ma alla fin fine quali sono le preferenze? Perché io, girando anche, noi siamo in tutta Italia nella banda DAB della radio, comincio a sentire un fracco di emittenti, soprattutto in DAB, che trasmettono generi musicali molto anni 70, 80, 90. C'è una certa nostalgia del passato, o forse si ritrovano quei pezzi che effettivamente sono i migliori, cioè quelli che non tramontano mai, a differenza della musica di oggi. Qual è il tuo pensiero su questo fronte? Perché noi siamo grandicelli, ma sentire i giovani poi che si ritrovano dei pezzettini di canzone anni 70-80 nel tormentone appena uscito, o magari la pubblicità delle automobili con storiche canzoni anni 80, fa un certo effetto, no? Beh, esatto, è chiaro che gli anni 70, 80 e in parte 90 hanno suonato la musica, non l'hanno solo campionata, cioè c'erano degli autori che suonavano le canzoni, che inventavano i riff, che inventavano i suoni e le melodie. Adesso invece è molto minimal, anche come strumentazione ne usano pochissima, quindi la canzone perde di intensità di emozione, non fa più crescere il brivido sul braccio come succedeva una volta, non c'è più la dedica alla ragazza, il pensiero che va alla ragazza, insomma tra fidanzati, no? L'innamoramento con una canzone, perché sono molto fredde secondo me le canzoni di adesso. Poi se dobbiamo andare avanti è chiaro che i tempi di oggi sono questi, no? Quindi se andiamo a vedere un po' come sta andando il mondo, non possiamo poi lamentarci che le canzoni non sono più quelle di una volta, perché le persone sono cambiate. Certo. Si usano i campionamenti degli anni 70, degli anni 80, appunto perché ancora adesso i giovani che ascoltano, che vogliono ancora quella musica lì, vogliono ascoltare in discoteca e nelle piazze la musica degli anni 80 e 90 perché la possono cantare. Adesso ci sono pochissime canzoni che puoi cantare, sinceramente. È vero. Quindi cercano ancora queste canzoni, anche se devo dire la verità, per uno come me che è dal 1980 che mette su musica, risentire ancora Live is Live, Born to Be Alive, Silvestre, ne ho una noia sinceramente, però capisco che la gente cambia, le generazioni cambiano e quindi mi devo adeguare e far ascoltare ancora queste canzoni, ecco. Chiaro, che comunque
è cultura alla fine, cultura musicale, ed è giusto fare una navicella spaziale che porti a conoscere questi pezzi e anche molti altri alle generazioni più giovani. Hai detto navicella spaziale, e allora qui io ti devo dire che il mio gruppo preferito da sempre sono i Rockets. Vai. Grandi Rockets, che ci sono ancora, continuano a fare concerti attualmente, fanno LP, ma fanno anche tanti concerti in giro per l'Italia, quindi è un gruppo storico che ha dato molto, e mi fa piacere che sono ancora, grazie a Fabrizio Quagliotti, il tastierista, mi fa piacere che sono ancora in pista, diciamo così. Lo salutiamo perché è passato anche da qui, e chiaramente quanti dischi consumati anche in discoteca e quante psichedeliche bruciate con i ritmi dei Rockets, signori. Senti, allora lo diciamo agli sballoni, a quelli che amano ancora la bella musica da ballare in discoteca, ma che vogliono conoscere meglio. Venerdì ore 17:30, Radio Spazio 3 di Omegna, FM 96, ma chiaramente tutto poi si trova su internet senza nessun problema. Abbiamo Gio Manuzzi con la sua banda musicale che fa musica di quella bella dance. E senti, a questo proposito però ci devi raccontare la storia di questa canzone che abbiamo ascoltato, Arona. Ho detto sicuramente hai fatto contento il sindaco Gusmeroli, che spesso intervistiamo su queste frequenze, hai fatto contento il collega DJ Pino, che Pino fa capolino qua sulle nostre frequenze quasi ogni giorno perché ci ascolta simpaticamente. Come mai questo amore per il territorio? Perché non è da tutti, sai, il DJ alla fine gira, tu sei di Arona, ma poi giri, immagino, in tutta Italia. Quando ti chiamano non stai fermo un attimo. Come mai hai voluto fare questa dichiarazione d'amore per Arona? Ma insomma, Arona mi ha dato molto, no? Perché sono 63 anni che vivo ad Arona, su 64, e mi ha dato sempre molta soddisfazione, no? Perché vado in giro appunto per l'Italia e se parlo di Arona tantissimi ricordano subito la statua di San Carlo. Sì. Quindi si ricordano della mia città. Non ho bisogno di dire, ma guarda, io abito vicino alla città grande. Io dico Arona e moltissimi sanno di che cosa sto parlando, o sono addirittura venuti, quindi mi raccontano loro del lago, delle passeggiate, dei negozi, insomma, che canto anche nella canzone, no? Ma c'è anche un altro motivo. Quando si decide di scrivere una canzone bisogna avere l'ispirazione, quella ci deve essere abbastanza forte per me, per quanto mi riguarda, e poi devi avere l'argomento. Io avevo 2 argomenti da mettere su musica, e quindi era uno, volevo dedicare una canzone a una ragazza che frequento, no? Quindi invece di fare la solita canzone sul nome della ragazza, ho preso spunto e l'ho chiamata Arona questa ragazza. In più volevo fare un omaggio ad Arona, perché se lo merita, insomma, con la mia città, ma io amo anche l'Italia. A me piace l'Italia tutta e difendo questi colori, cioè, perché siamo, secondo me, la nazione più bella al mondo, sotto qualsiasi punto di vista. Andiamo a prendere qualsiasi argomento, siamo i migliori. E quindi mi piace anche difendere l'Italia intera. Non posso fare l'Italia intera perché hanno già fatto delle canzoni sull'Italia, e l'ho fatta su Arona. Poi conosco, il sindaco nonché onorevole Gusmeroli, tutta la giunta, cioè, poi conosco tutta Arona, molte persone di Arona mi conoscono, e quindi ho colto l'occasione per fare questo omaggio alla mia città dove vivo e sto bene, perché comunque fare una passeggiata in settimana in riva al lago ha il suo perché, cioè, è molto rilassante, si sta benissimo con queste giornate poi di sole. È bellissimo, insomma, vivere a Arona, ecco. Allora ho voluto fare
questo omaggio alla città. Assolutamente sì, io lo dico sempre, se avete una moglie, una fidanzata, un fidanzato, un amante, portatelo ad Arona, perché veramente è un luogo romantico, vale la pena farci un giro, fare una bella passeggiata, meglio certo se in settimana, nel weekend c'è sicuramente più gente, ma nel weekend rischiate magari di sentire in lontananza e poi vi avvicinate pian piano Arona, il pezzo di Gio Manuzzi che sicuramente verrà suonato live in giro per il lago, e diciamo che questa tua uscita capita pure a Fagiuolo, visto l'estate ormai è già arrivata, e ti immagini quante serate in discoteca, quante serate live. Io immagino tutti i tedeschi che vengono turisti nella zona che ascolteranno a tutto volume Arona di Gio Manuzzi, o no? Sì, lo spero, Sì. magari nei bar, nei ristoranti, e poi magari grazie anche al sindaco che mi pubblicizza la canzone nei suoi social, eccetera, che faccia una bella estate, insomma, che sia un inno, la colonna sonora di Arona. Questo come idea mi piacerebbe fosse così, proprio un inno alla città, che non tante canzoni hanno, insomma, una canzone dedicata, no? Magari le grosse città sì, ma le piccole, magari come la nostra, no. Mi piacerebbe che tutti la conoscessero, no? Questa canzone, ma per soddisfazione così personale, per amicizia con la popolazione. Certo. Mi piace quest'idea, cioè ognuno di noi ha qualcosa da dare, e io in questo caso fare musica e dedicare far sentire anche al di fuori di Arona che si ama Arona. Ecco. Chiaro, è quello che noi predichiamo da sempre, l'amore per il territorio, e nel caso di voi artisti indipendenti sarebbe bellissimo che ogni artista inserisse nel proprio album, durante la sua carriera, almeno una canzone che rendesse omaggio al territorio che gli ha dato i natali. Io ho detto più volte, anche una ghost track, una traccia fantasma, eccetera, un pizzico di territorio per ringraziare quel territorio di aver dato i natali e di regalare tante emozioni a quell'artista, che poi chiaramente un artista deve pensare a tutto quanto, eccetera, però le radici sono e restano. Signori, non vi resta a voi che ci seguite da tutta Italia di cercare Gio Manuzzi su tutti i social, ma soprattutto di scaricare legalmente, ma la si trova anche su YouTube, questa canzone Arona, e di ballarla come non mai. Lì dipende se avete 20 anni o se ne avete 80, ci sono diversi modi da ballare. Verso i 70-80 il ballo dell'orso va benissimo, o semplicemente muovere le braccia a mo' di Trump, sono bravissimo anch'io, e teniamo il ritmo con Gio Manuzzi. Grazie Gio, buon lavoro, ti ascoltiamo per radio. Va bene, grazie a voi, grazie ancora dell'invito, saluti al direttore che mi è molto simpatico, saluto tutti gli ascoltatori e grazie di avermi dato questo spazio. Un piacerone. Ciao Gio, alla prossima. Saluto, Ciao. grazie a tutti. Ciao. Abbiamo il direttore che giustamente ossequiato dal DJ, ma anche perché lo si vede molto spesso in televisione, il nostro Giovanni Sallusti, certamente battagliero più che mai di questi tempi, ragazzi, su Rete 4. Se non fai le battaglie non ti lasciano mica parlare. 11:48, abbiamo una manciata di minuti ancora a disposizione, per cui chi ci sta seguendo in diretta e vuole dire qualcosa potete chiamare il numero fisso 02 9294 7222, il numero per entrare in diretta su Radio Libertà, oppure inviare WhatsApp al 340 6709 659. Io approfitto allora per leggere qualche appuntamento interessante targato Lega. Il 29 maggio si celebra la festa della Lombardia, dopodomani, e allora c'è
una bella idea, un piccolo aiuto per valorizzare il nostro dialetto lombardo che arriva proprio dalla Lega. In occasione della festa della Lombardia è stato lanciato il Lombardialect, un progetto realizzato con il supporto della Fondazione Treccani per raccogliere, valorizzare e far rivivere parole, modi di dire, proverbi della nostra tradizione lombarda. Quindi un'iniziativa divulgata proprio in questi minuti dalla Lega, ma non eccessivamente leghista, un qualcosa che parla di amore per il proprio territorio. Sono monotono? Cosa vi chiediamo? Di partecipare condividendo una parola, un modo di dire, un'espressione dialettale che utilizzate spesso o che vi sta particolarmente a cuore. Un'espressione in dialetto vi viene al volo? Oh mamma mia! Allora, guardando in regia l'espressione che normalmente vi dico, tanto non la capite, ma forse tu te la ricordi. Carna casatira valnanca una lira, e anche Francesco che è romano l'ha imparata. Carna casatira valnanca una lira vuol dire quando ti stiracchi, no? Me la diceva sempre mia nonna, per cui c'è un motivo. Se ti stiracchi troppo vuol dire che non vali niente, non c'hai voglia di far niente. L'obiettivo è preservare e tramandare il patrimonio linguistico della nostra terra, valorizzando le tante identità locali della Lombardia. Le espressioni raccolte saranno inoltre valutate insieme alla Fondazione Treccani. Facciamo vedere il volantino. Va che bel, celebriamo la regione Lombardia, si festeggia il 29 maggio alle 20:30, in questo caso a San Tomobono Terme, presso il Cineteatro Ideal di Cepino, un momento musicale del corpo bandistico Giuseppe Verdi di San Tomobono Terme. Interverranno rappresentanti delle istituzioni statali, regionali e provinciali. 29 maggio ore 20:30, cerimonia organizzata dal Comune di San Tomobono e patrocinata dal Consiglio regionale della Lombardia. Bella idea, soprattutto ritirare fuori un po' il dialetto, perché i nostri figli, i nostri nipoti il dialetto non lo parlano ed è una cosa vergognosa. Io mi vergogno. Appuntamenti da non scordare targati Lega. Beh ragazzi, oggi è mercoledì, se ci seguite in diretta alle 15:30 c'è la trasmissione del Grimoldi, Marco, Lega e dintorni. Come ogni mercoledì alle 15:30 ospiti leghisti dalle varie sezioni d'Italia, ma soprattutto ancora una volta protagonista il territorio. Oggi arriva la sezione di Bagnolo Cremasco in provincia di Cremona con il grandissimo Mario Tovaglieri, il segretario provinciale Tiziano Filipponi, l'ex sindaco Paolo Aiolfi, tutta bella gente che conosciamo a menadito frequentandoci in manifestazioni, feste, c'è un ristorantino, la pizzeria Leon Rampante, dove ho fatto delle mangiate di pizza immense. Ciao ragazzi, insomma la Lega, quella vera, quella storica, oggi pomeriggio alle 15:30 nella trasmissione Lega e dintorni del Marco Grimoldi, che poi il responsabile gadget della Lega, e chiaramente se siete a caccia di gadget particolari lo sapete venendoci a trovare nella sede di Milano in via Bellerio 41, da cui vi trasmettiamo. Appena scendete le scale vedete subito delle cosettine, delle invenzioni del Marco Grimoldi interessanti. Io aspetto sempre la calamita con l'effigie di Sammy Varin, ognuno ha i propri sogni. Vediamo se ci sono altre situazioni. Oh cavolo, tra poco, oggi è mercoledì, c'è e tutto magna, non mancheranno le cose belle per il lungo weekend che ci aspetta, visto che c'è dentro anche il 2 giugno. Ricordo il grande successo della nuova trasmissione di Laura Cavandoli. È partita proprio ieri alle 14:10, quindi sarà in onda ogni martedì alle 14:10, ma poi ci sono le repliche in altri orari. Dentro Montecitorio, la politica spiegata, la settimana raccontata, prima dell'aula per capire oggi il domani. Facci vedere la locandina, Francesco, guarda un po'. Laura Cavandoli, deputata della Lega,
torna su Radio Libertà tutti i martedì alle 14:10 con la settimana passata, il presente sotto i riflettori, lo sguardo al futuro, insomma, capire la politica da chi la vive, da chi mangia pane e politica ogni giorno, e anche se voi ne assaggiate ogni tanto un pezzettino, ma che sia buono. Sempre a proposito di buona politica, vi ricordo, tra un paio d'ore, intorno alle 13, parte il convegno Un patto per la crescita e la stabilità, le proposte della Lega. Oggi, mercoledì 27 maggio, a Roma, all'Aula Nuova dei gruppi parlamentari in via di Campio Marzo 78, ma chiaramente sarà in diretta streaming su tutte le pagine della Lega, un interessante convegno che parla di economia, ma non soltanto, con alcuni big della Lega come Riccardo Molinari, Armando Siri, Matteo Salvini, ma poi ci sono amministratori delegati, quello di Enel, Flavio Cattaneo, Sergio Giraldo, ma c'è Alessandro Morelli, Claudio Borghi, Alberto Bagnai, Mara Bizzotto, Massimo Garavaglia, Alberto Gusmeroli, veramente i big della Lega nel campo economico. Un appuntamento che viene chiuso poi nel tardo pomeriggio intorno alle 19 da Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze, un evento trasmesso in streaming sui siti della Lega, ma chiaramente ripreso anche da questa Radio Libertà, e se non riuscite a seguirlo in diretta avrete modo di seguirne spezzoni nel corso del lungo weekend. Me ne vado, va bene, me ne vado, ma soltanto per 5-10 minuti al massimo. Perché? Perché oggi è mercoledì, signori, e come ogni mercoledì, poi in replica nel weekend, arriva È tutto magna magna. Che cos'è? È una parentesina veloce in cui però elenco tutti gli appuntamenti da non scordare mangerecci, e non soltanto, da Bolzano fino a Messina, per alzare il culo dal divano, per farsi un weekend fuori porta con la scusa di questa festa, di questa sagra, magari andiamo a visitare anche il territorio, oppure al contrario, non volete stare in giro perché costa troppo, eccetera. Facciamo un mordi e fuggi dalla mattina alla sera, ma alziamo il culo dal divano. Dovrebbe essere questo il titolo esatto di È tutto un magna magna, ma suona meglio quest'ultimo. Quindi restate lì, 10 minuti al massimo, e vi elenco gli appuntamenti da non scordare. Con questo caldo, ragazzi, sì, stiamo in casa 2 giorni, 3 giorni, ma almeno un giorno portiamo la fidanzatina, la mogliettina a fare un giro, a vedere le bellezze del nostro territorio? La risposta è sì. Grazie del gentile ascolto, ritorno tra poco.